Una buona giornata, gentili telespettatori, bentrovati ad un nuovo appuntamento con iReporter Sì o No, il nostro format domenicale che in compagnia delle personalità del nostro territorio tratta temi di estrema attualità e non può che essere molto d'attualità il tema legato al caro energia, al caro bollette, insomma, di cui molto si sta parlando in queste settimane, in questi mesi e che molto sta mettendo in difficoltà amministrazioni comunali, imprese e cittadini. Ovviamente cercheremo di capirne qualcosina in più, lo faremo con due consiglieri regionali. Io saluto e ringrazio Cristina Guarda di Europa Verde. Buongiorno a tutti. E buongiorno anche a Giuseppe Pan per la Lega. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Guarda, io comincio con lei perché negli ultimi giorni lei si è espressa in maniera abbastanza insomma decisa su quello che è tutto il tema legato alle trivellazioni. Sappiamo che è strettamente connesso con quello che è il caro energia, perché insomma nel piano per la transizione energetica sostenibile insomma si apre un pochettino la porta a quelle che sono le trivellazioni. Pare scongiurato, forse mi corregga però se sbaglio, Cristina Guarda, il tema delle trivellazioni nell'Adriatico, praticamente a largo di Venezia, però insomma il tema comunque è da monitorare, è di stretta attualità e lei ha accusato un pochettino la regione, insomma, di restare a guardare, insomma, di essersi non espresso in maniera chiara e decisa su questo fronte. È corretto? Sì, perché nonostante le informazioni ci facciano pensare che appunto la grande riserva a fronte Venezia sia al momento esclusa dalle trivellazioni, in realtà il problema trivelle non è superato, perché il piano nazionale che dovrebbe accompagnare la riduzione delle trivellazioni, in realtà le raddoppia al momento, in realtà evita e completamente ignora il problema dell'area del retrocosta, che in Veneto è un problema enorme. Consente quindi la possibilità di estrarre nelle aree dietro la costa, quindi in un'area anche, come dire, vicino alle nostre coste venete e già in forte crisi, perché sono tutte aree che sono per esempio l'area vicino alla Romea, eccetera, che sono già in crisi a causa della subsidenza, cioè sono già, come dire, crollate rispetto al livello del mare. Si tratta di aree che sono di 2 o 3 metri sotto il livello del mare, e anche semplicemente la riduzione di pochi millimetri possono avere conseguenze per gli abitanti delle zone circostanti. Quindi qua non si tratta esclusivamente di essere ambientalisti o meno, di puntare verso una strada piuttosto che l'altra. Il problema è anche la sicurezza dei territori, e io ho rilevato come da questo punto di vista, mentre altre regioni su questo piano nazionale tanto atteso non soltanto si sono espresse, ma hanno anche mandato dei contributi scritti, la Regione del Veneto, la struttura della Regione del Veneto questo non l'ha fatto, ignorando completamente anche le richieste che dal territorio sono partite rispetto alla garanzia di questi passaggi, perché non sono, come dire, non garantiscono al Veneto di essere escluso dal rischio di trivellazioni, e il tutto, ammetto, per aumentare davvero di poco quello che è in realtà il grande fabbisogno di energia e di gas per l'Italia, e soprattutto perché le grandi quantità, la stessa quantità aumentata essenzialmente oggi viene venduta all'estero, cioè non trattenuta in Italia per abbassare l'impatto economico nelle bollette dei cittadini, ma viene proprio venduta all'estero, e questo personalmente non lo posso accettare. Giuseppe Pan, potrebbe fare qualcosina in più la regione? Lei fa parte della maggioranza in regione, quindi ecco, vi potreste, avreste potuto esprimervi in maniera un pochettino più decisa su questo? Direttore, intanto dobbiamo chiarire un po' i numeri di quello di cosa stiamo parlando, perché se andiamo a vedere quanti pozzi di gas sono presenti in Italia, attualmente attivi ne sono 200, di cui una parte sull'Adriatico, però anche una parte poi è nel meridione e nel Tirreno. Per cui, detto questo, noi andiamo a vedere che la capacità, per i numeri che almeno ho io, di poter produrre metano, gas metano
da parte del nostro paese intorno ai 21 miliardi di metri cubi all'anno. Se i 200 pozzi che già attualmente abbiamo, non è che dobbiamo inventarci di nuovi, noi potremmo arrivare a una produzione di questo tipo. Ne estraiamo a oggi, perché tutti i pozzi, gran parte sono attivi, circa 3 miliardi, quindi cioè, da arrivare da 3 miliardi ai 21 di produzione massima, immaginiamo il gap che ci sarebbe, quanto abbiamo da sfruttare sotto il mare. Detto questo, le devo dire anche che purtroppo tanti pozzi che sono nell'Adriatico non sono neanche nostri, perché sono croati, per cui è come se avessimo due nazioni con due cannucce dentro un bicchiere di Coca-Cola, una che soffia dentro, cioè noi, e l'altra che invece succhia dall'altra parte, per cui o ci mettiamo d'accordo e quindi siamo tutti ecologici a questo mondo e chiudiamo tutti i pozzi di gas che ci sono nell'Adriatico da Trieste fino all'Albania, Grecia compresa, oppure siamo succubi delle importazioni che in questo momento vediamo che grazie alle crisi internazionali, grazie che forse siccome l'economia russa doveva riprendersi un po' dall'abbassamento dei prezzi del petrolio e dei gas nell'ultimo decennio, noi praticamente importiamo a prezzi praticamente impossibili metà se non di più i 3/4 del gas che tra l'altro quel gas che noi importiamo, metà di questo gas va a far funzionare le centrali elettriche come quelle di Fusina, come altre che ci danno elettricità, per cui invece di pagare un gas nazionale a 0,8 centesimi al metro cubo che sarebbe il nostro, lo paghiamo a 1-2 euro al metro cubo. Certo. E questo comporta un aumento indiscriminato non solo per le aziende che sono come mi lasci il termine, alla canna del gas, ma anche alle nostre famiglie. Tra l'altro immaginiamo quale concorrenza industriale potremmo fare noi a livello internazionale con i prezzi delle materie prime a questo livello. Tra l'altro, e aggiungo, abbiamo anche i pozzi di petrolio in Basilicata, quindi il governo, dove anche la Lega è presente e dove per sé su responsabilità noi siamo una coalizione con centro-sinistra, ha non fatto altro che aumentare questi 3 miliardi a 5, cioè praticamente giusto per calmierare la situazione contingente, ma è chiaro che un programma serio comporterà un aumento sicuramente del gas nazionale, perché alla fine altrimenti lo lasciamo agli altri stati come la Croazia, scusi, quindi noi passiamo, scusi il termine, a becchi e bastonai. Dall'altra parte bisognerà anche rivedere un piano importante e un punto che sono d'accordo con la collega Guarda è sicuramente quello delle rinnovabili, di aumentare le rinnovabili il più possibile. A oggi sono il 30% del totale dell'energia italiana, l'altro 70% sono purtroppo carboni fossili, certo, e gas. E quindi è chiaro che poi si riapre anche un ragionamento serio sul nucleare di ultima generazione. Quindi o mettiamo giù un piano che va da qui ai prossimi 20 anni in cui tutto l'arco energetico noi lo sfruttiamo, oppure è chiaro che non si può vivere solo di pannelli solari o di altre cose o biogas. Bisogna, certo, anche che noi sfruttiamo le nostre risorse naturali. La subsidenza, io l'ho seguita come assessore alla bonifica e so benissimo cos'è. Sappiamo benissimo i problemi della subsidenza del Polesine, soprattutto, dove il livello del mare il livello delle terre è 3,5 metri sotto il livello del mare. Noi abbiamo 450 idrovore che tengono naturalmente l'acqua fuori dalle pianure venete. Questo ci costa anche questo, ci costa circa 2 o 3 milioni all'anno, adesso vado a numeri spannometrici, però è chiaro che bisogna trovare una sinergia tra risorse naturali, naturalmente impresa, quindi industria, produzione, calmierare anche le bollette delle famiglie, quello che sta facendo il governo mettendo 6 miliardi a disposizione, aumentare le tasse alle aziende che producono gas insomma un lavoro da fare un po' a tutto tondo. Sì, non è che dobbiamo solo concentrarsi sul problema della subsidenza o delle trivellazioni, c'è un lavoro tutto tondo che purtroppo l'Italia paga 30 anni, 40 anni di non programmazione in questo settore. Cristina Guarda, è d'accordo con il ragionamento di Giuseppe Pan? Se può riattivarsi, che è senza microfono. Assolutamente, esatto. Sì, chiedo scusa. Era per lasciare il giusto spazio anche al collega. Si è autocensurata per non intervenire?
No. No, per rispetto, perché con il consigliere Pan abbiamo sempre avuto grandi dibattiti, ma anche grandi momenti di confronto rispettoso, Certo, e quindi come da sempre. questo punto di vista per me è sacro questo tipo di approccio. In linea di massima io sarei d'accordo e gran parte di ciò che ha detto l'ex assessore lo condivido. Il principio però di fondo è questo. Le trivellazioni in questo caso non possono essere affrontate, come dire, a compartimenti stagni e devono essere viste nel loro complesso, certo. Allo stesso tempo però non si può ignorare il fatto che vi siano dei rischi di cui anche la Regione del Veneto è responsabile, per cui sta pagando e sta investendo, e di conseguenza il principio è magari inserire all'interno delle zone in cui non è prevista la trivellazione anche le zone di retrocosta sarebbe stato un merito che la Regione del Veneto poteva prendersi, punto numero 1. Punto numero 2, l'aumento di 1,8 miliardi di metri cubi di gas estratto con questo nuovo piano varato appunto dal governo Draghi, in realtà poteva essere gestito in maniera differente, perché se al momento vendiamo all'estero 1,5 miliardi di metri cubi di gas, non capisco perché questi non potevano rimanere all'interno del nostro territorio con un accordo che il governo con le diverse aziende che si occupano di questo poteva applicare, e questo proprio per evitare di al momento magari evitare di aumentare, come dire, per quantità, come dire, da un punto di vista irrisorio nella complessiva necessità dell'Italia in questo momento di gas, ma soprattutto per evitare l'impatto poi ambientale che ha conseguenze da un punto di vista economico e sociale in quei territori, perché ricordiamoci che le aree della costa stanno subendo, e le famiglie di conseguenza, un graduale deprezzamento anche delle proprie proprietà proprio a causa di questi rischi e a causa della previsione, per esempio, di innalzamento del livello del mare, eccetera. Per cui sono zone che già sono in difficoltà e sono considerate, come dire, zone rurali depresse, diciamo, ma allo stesso tempo appunto devono essere accompagnate con scelte che possono evitare di peggiorare la condizione. Il secondo punto che vorrei ricordare è che giustamente il consigliere Pan ha ricordato un punto essenziale, che è quello di andare a tassare le aziende che al momento si stanno avvantaggiando dall'aumento del caro bollette, e sono per esempio tutti i grandi produttori e distributori di energia, e in questo caso penso a Eni, dato che è la più grande in Italia in questo senso, che soltanto nell'ultimo quadrimestre ha avuto un aumento dei propri profitti, degli extra profitti, cioè la differenza fra il prezzo dell'energia e quella che vende, più del 3.000% in più. Cioè ci rendiamo conto che in un'epoca di emergenza hanno guadagnato in 4 mesi praticamente 2 miliardi di euro senza essere interessati da interventi da parte del governo per tutelare quindi le famiglie e abbassare il carico per famiglie e imprese. Cioè questo per me è inaccettabile, e siccome Europa Verde a livello nazionale non fa parte della maggioranza al governo proprio per scelte di questo tipo, io rivendico e chiedo anche all'assessore, dato che chiedo scusa a Giuseppe, io ti considero sempre il nostro assessore all'agricoltura, vabbè dai, mi sta anche bene, a me mi piace. il collega Pan, che dato che ha un ruolo di spicco anche nel suo partito, che faccia in modo che il suo partito a livello nazionale rivendichi a Eni il pagamento di almeno una piccola tassa su quello che guadagna in più, perché si tratta davvero, per il 2022 è previsto che queste aziende guadagnino i 10 miliardi. In tutto questo le altre aziende invece non soltanto rischiano di chiudere, ma in più aumentano anche i costi dei beni primari, cioè l'aumento del pane, l'aumento di tutti i beni anche di prima necessità per le famiglie. È evidente, recentemente avevo visto che l'unico a perdere è stato il vino, per cui devo essere sincera, probabilmente è un segnale sicuramente che può essere, come dire, positivo per alcuni ma negativo per altri, però detta fra di noi non possiamo mica concedere concedere ad un governo di essere forte e leone con i deboli e invece con i più forti a essere una pecora.
Da questo punto di vista io credo che siccome i messaggi rispetto agli extra profitti di queste aziende li lanciamo da mesi, e il fatto che appunto anche Draghi a fine anno aveva annunciato che avrebbe fatto qualcosa per recuperare almeno un pochettino di questi extra profitti per farli ritornare nel nostro paese, nel nostro paese e per le nostre imprese, per le nostre famiglie, ritengo che dare seguito alle parole sia opportuno. Al momento però l'unica azione certa che è stata fatta è quella di tassare chi fa energia rinnovabile ed evitare di tassare chi invece guadagna sul metano, e tutto questo, ribadisco, con dei contratti di acquisto del metano che per lo più sono rimasti invariati, perché acquistano il metano agli stessi prezzi di 5, 6, 7 anni fa. Pan, mi pare di capire allora, soprattutto sulla prima parte del ragionamento della consigliera Guarda, che anche la regione un pochettino di margine di manovra ce l'avrebbe in tutto questo. Beh, devo dirle che forse la Cristina si sbaglia un po'. Noi possiamo naturalmente nelle locuzioni col governo dire la nostra, ma le competenze minerarie ed estrattive sono competenze statali, soprattutto fuori dalle 3 miglia marine, per cui dove sono i pozzi, per cui noi come Regione Veneto abbiamo la difesa della costa, abbiamo la sistemazione delle spiagge e tante altre questioni, ma le estrazioni a mare sono competenze statali, quindi per questo dicevo che è il governo competente, è il governo dove anche noi come Lega ci siamo, ma che comunque un ragionamento è stato aperto uno sull'estrazione, perché non dobbiamo aver paura di aumentare sicuramente la produzione nazionale, soprattutto in questa fase che è una fase molto delicata, soprattutto per la sopravvivenza della nostra economia, perché non ricordiamoci che ci sono aziende che stanno chiudendo o stanno spegnendo macchinari. Mi vengono in mente le acciaierie, mi vengono in mente i vetrai di Murano, mi vengono in mente gli stessi panettieri che citati dalla collega, perché chi ha un forno elettrico, chi ha un forno a gas sa benissimo le bollette che sono triplicate e quindi noi dobbiamo passare questo momento contingente, che è un momento anche di grande tensione internazionale dovuta ai fatti che tutti sanno che stanno succedendo. È chiaro che però dobbiamo anche svincolarci chiaramente dalle importazioni estere che non sono solo russe o solo da quelle parti, ma sono anche norvegesi, che sono anche libiche, che sono anche egiziane, che sono anche arabe, quindi da una parte adesso non vorrei fare politica, finanziamo un po' dell'esercito di Putin dandogli praticamente i soldi in più del gas, dall'altra parte finanziamo stati che ci mandano qui solo migranti, calma, forse è meglio che magari un po' di cose nostre, visto che le abbiamo, le utilizziamo. È chiaro che poi bisogna anche rivedere tutto il discorso della contrattualistica che queste aziende naturalmente nazionali fanno a livello internazionale. Quello che hanno sbagliato, lo stanno dicendo, non lo dico io, che io a livello economico conto poco, perché ma leggendo praticamente tutti quei contratti a breve termine sono stati fatti adesso, presi dall'emergenza, sono naturalmente contratti in cui si spuntano prezzi altissimi. Quei paesi invece che si stanno salvando sono tutti quelli che hanno fatto comunque dei contratti a lungo termine. Se ricordiamo i prezzi del petrolio, della benzina, del gasolio e del gas in pieno lockdown, in cui lì tutti eravamo fermi e addirittura si pagava 1,10 euro, 1,15 euro i gasoli. Immaginiamo se lì l'ENI, chi di dovere o chi faceva dei contratti di 10-15 anni di importazione del petrolio e del gas, in questo momento avremmo usufruito probabilmente di un beneficio rispetto invece a essere in balia adesso delle tempeste economiche che ci sono sui mercati internazionali. Anche questo, probabilmente i manager di queste aziende bisognerebbe capire come mai, perché se qualcuno, visto che sono partecipate statali, mi risulta tante, ecco, quindi qualcuno dovrebbe rispondere anche di questo. Cristina, guarda, posto che insomma si tratta di un orizzonte temporale un pochettino più in là, ma tanto per capire, in linea teorica, il cosiddetto nucleare di nuova generazione, insomma, può essere insomma, non dico un'alternativa, però comunque una modalità per integrare una transizione energetica? Io sono curiosa di vedere dove la ricerca ci porterà da qui ai prossimi 50 anni rispetto a questo.
Certo che al momento parlare di questa come una soluzione a breve termine non c'è assolutamente strategia, perché il nucleare di nuova generazione non esiste, cioè il nucleare come dire a impatto zero non esiste. Eppure se ne sta parlando e non poco, insomma. Se ne sta parlando tantissimo, ma è come dire, è un po' un diversivo, no? È un po' un diversivo che secondo me sta dando vantaggi a determinati tipi di lobby e magari aiutando invece a affossare o a creare difficoltà ad altre come quelle appunto delle rinnovabili, dato che è da 16 anni che stiamo aspettando che vengano approvate le nuove autorizzazioni per parchi eolici offshore, eccetera, che sono quelli che ci daranno una grande quantità di energia e sicuramente in aiuto rispetto a quella che oggi invece è la potenzialità ancora purtroppo tirata col freno a mano delle rinnovabili. Ma ciò che vorrei ribadire è che al momento parlare di nucleare di quarta generazione, di nucleare pulito, eccetera, è un ragionamento che si deve fare in prospettiva, semplicemente aspettando cosa la ricerca ci darà e l'innovazione tecnologica ci dirà rispetto a questo in futuro, ma soprattutto valutando anche che per realizzare una centrale che sia di quarta generazione o di terza non si come dire, realizza semplicemente in 4, 5, 10 anni, eccetera. C'è bisogno di tempo sia per la progettazione che per la realizzazione che per la messa in opera. Quindi il principio per me è che al momento, in termini di sicurezza, di gestione scorie, in 60 anni non siamo ancora riusciti a trovare una soluzione per la gestione delle scorie e al momento l'unica motivazione per cui la Commissione UE, facendo un grande errore, sta dando manforte alla Francia autorizzando di finanziare con i fondi europei per la sostenibilità anche l'innovazione delle loro aziende, delle loro centrali nucleari, l'unica motivazione, come dire, di garanzia, no, che l'Unione Europea, che la Commissione UE vuole dare è semplicemente trovate dei punti dove stoccare le scorie in attesa di una soluzione. Cioè questa non è risoluzione del problema a breve termine. Un tampone. Ma in realtà non è neanche un tampone, c'è una previsione di lungo termine su cui in realtà noi italiani non possiamo, secondo me, fare assolutamente affidamento. Al momento l'importante è intervenire per quanto riguarda lo sblocco di tutte le autorizzazioni per eolico, eccetera, offshore, fatto bene, con regole che siano fatte in maniera adeguata, per esempio anche per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici a terra, ci devono essere norme e regole molto chiare per la tutela anche ambientale di microclimi e su questo può incidere la regione, Cristina Guarda? Beh, su questo in realtà sarebbe meglio che ci incidesse a livello nazionale, perché ci dovrebbe essere una normativa organica a livello nazionale su questo aspetto. A livello regionale si possono fare delle cose, cioè si possono incentivare determinati tipi di interventi, si possono dare delle regole territoriali in attesa di quelle nazionali o restringere il campo, avvantaggiando per esempio interventi che non penalizzino l'agricoltura e lo diciamo entrambi in maniera interessata, dato che entrambi abbiamo avuto o abbiamo a che fare col mondo dell'agricoltura in senso stretto, io come imprenditrice e il consigliere Pan come già assessore del tema, ma quello che io ritengo è che ciò che la regione deve fare in fretta è avvantaggiare un obiettivo, che non è soltanto quello di produrre di più energia, ma è quello di consentirci di risparmiarla e adeguare, fare tutti quegli interventi che educhino a un consumo responsabile, consapevole e autonomo. Uno di questo, insomma, lo abbiamo in condivisione con la maggioranza. Io ho presentato un progetto di legge sulle comunità energetiche, lo ha fatto anche altri colleghi di minoranza e anche la maggioranza con la sua giunta ne ha presentato uno. Promuovere quindi le comunità energetiche innovate anche da un punto di vista normativo a livello nazionale recentemente consentirebbe non soltanto ai cittadini di unirsi in interi quartieri per esempio di produzione di energia tramite fonti rinnovabili e di consumarla autonomamente senza quindi dover avere a che fare con il distributore dell'energia e quindi il costo dell'energia esterno, ma soprattutto consentirebbe adesso anche forse piano piano il mondo imprenditoriale a essere autonomo e a produrre in maniera autonoma l'energia, a consumarla e accumularla quanto più possibile durante i momenti in cui non si utilizza per riutilizzarla quando necessario. Pan, riuscirete? Sì. Perché scusa, le comunità energetiche aiuterebbero tantissimo proprio per tagliare completamente il costo dell'energia a schietto che abbiamo oggi. Pan, allora le chiedo, prendendo un po' lo spunto della consigliera Guarda, è possibile insomma da parte della regione accelerare su questi fronti, cercare di incidere un pochettino di più, fermo restando insomma che sappiamo che il momento è quello che è, però magari cominciare a fare un passo oltre in tempi anche relativamente brevi è possibile?
Io sono sicuro di sì, perché noi abbiamo delle competenze importanti, anche legislative, per quanto riguarda il Consiglio regionale, ma anche come giunta. E io penso, al di là, poi parlerò del nucleare, perché siamo un paese che su questo tema purtroppo poi ha fatto delle scelte. Ma dico, esempio, noi siamo tradizionalmente un paese che ha montagne, un paese che una regione che ha montagne, soprattutto il Veneto, e ci accingiamo nei prossimi anni a avere le Olimpiadi, no? Nel 2026 a Cortina. Ma io dico, è un momento in cui siamo in un cambiamento climatico che ormai è alla luce di tutti. Abbiamo quello che i nostri padri ci hanno lasciato in montagna, cioè i laghi, le dighe, l'idroelettrico. Questa è la prima fonte di energia della nostra regione, se uno non lo sa, che è anche molto in crisi, perché poi laghi che sono lasciati purtroppo non scavati, non puliti, non drenati, in cui i 2/3 dei bacini sono pieni di ghiaie di sabbia, perché non si sa dove buttare questa ghiaia di sabbia, perché dopo diventa un rifiuto. Cioè, il nostro vero potere, secondo me, è l'acqua che dobbiamo trattenere in montagna per due situazioni. Uno, per produrre energia elettrica a basso costo, e anche questa, e logicamente, visto che sono d'accordo con la nostra consigliera su questo tema. Secondo, come agricoltori, noi siamo senza acqua probabilmente nei prossimi 10 anni la pagheremo per dar bere sia ai nostri cittadini, quindi per gli acquedotti, sia per i nostri campi. Quindi dopo il Vajont, purtroppo, del 76, noi non abbiamo più fatto una diga in montagna, non abbiamo più pulito un lago, non abbiamo più sistemato i nostri fiumi, oppure si potrebbe utilizzare tutte le cave dismesse nell'alta pianura, impermeabilizzandole e tenendo le acque di falda nella media pianura per poi riversarle nella bassa. Uno. Secondo, aumentare sicuramente le rinnovabili, anche i pannelli fotovoltaici. C'è una grande discussione su un tema, abbiamo un disegno di legge come maggioranza in seconda commissione, perché anche noi non vogliamo certamente mettere i pannelli fotovoltaici sui campi, quelli produttivi per far mandare da mangiare alla gente, ma vogliamo l'agro-voltaico, che significa mettere i pannelli in tutti quei capannoni, in tutti quei allevamenti, in tutte le fabbriche che abbiamo. Noi ne abbiamo talmente tante migliaia di metri quadrati di pannelli che se volessimo metterli su tutte le fabbriche del Veneto diventeremo forse una nazione fotovoltaica. Abbiamo poi il problema del nucleare, e qui comitati, noi siamo il paese del referendum. È chiaro che il nucleare è una programmazione da qui ai prossimi 20-30 anni, non è che lo fai da sera a domani. È chiaro che gli altri paesi come la Francia, che hanno 50 erotte centrali nucleari, adesso se le sistemano con i fondi europei, e tra l'altro ci vendono noi l'energia. Rispetto alla Francia, poi ha riversato metà dei benefit dell'energia nucleare sulle proprie aziende, facendo pagare metà bollette, quindi oltre al danno alla beffa avremo una concorrenza ancora più spietata di quelle aziende tedesche e francesi, che anche le slovene, che hanno un'energia a basso prezzo e a basso naturalmente è disponibile, e noi invece saremo costretti a chiudere la grande industria, che già sta succedendo. Vedete quante multinazionali stanno sparendo, c'è un motivo. Non solo il costo della manodopera, non solo la tassazione che ahimè in Italia è il 70%, ma adesso il costo dell'energia darà la mazzata finale. Cristina, guarda, sta facendo i nodi al fazzoletto, visto tutti i temi che ha sottolineato uno Pan. di seguito all'altro, anche perché in realtà negli scorsi 6 anni in Consiglio regionale del tema, per esempio, del trattenimento dell'acqua a monte, della gestione intelligente, quindi dei bacini di laminazione insieme per appunto garantire l'acqua nel momento di siccità, piuttosto che appunto per la realizzazione di interventi maxi di produzione di energia da idroelettrico e non mini idroelettrico, che mi intubano 3 chilometri di torrente per dare energia, scusate, a 2-3 famiglie. Di fronte a tutte queste sollecitazioni, sono cose su cui qualche anno fa in realtà da qualche collega di maggioranza, non dal consigliere Pan, ho ricevuto qualche, come dire, nota di scherno. E allora il principio è: sono contenta di vedere questa direzione, perché dal mio punto di vista è prioritario. Siamo in disaccordo sulla questione nucleare, perché venderla adesso nella maniera in cui lo sta facendo il capo del partito Lega, Salvini, è evidente che è una strategia in realtà
probabilmente utile per riuscire a avvicinarsi a determinati tipi di mondi imprenditoriali, eccetera, che possono avvantaggiare anche poi dopo con alcune donazioni, eccetera, un percorso politico piuttosto che un altro, sicuramente non quello del mio partito di Europa Verde, però allo stesso tempo in realtà non danno la risposta alle imprese a cui tiene anche molto il consigliere Pan, come da lui dichiarato. Io ritengo che invece lavorare bene, sollecitando dove e come possibile, cioè la Regione del Veneto, dando le indicazioni e facendo le osservazioni quando serve, così come avrebbe potuto fare per il piano nazionale delle trivellazioni. E intervenendo come partito, dato che sono al governo, potrebbero fare decisamente molto di più in questi termini. Personalmente sono pronta a dare il massimo supporto e come Europa Verde da questo punto di vista a livello nazionale ci stiamo proprio muovendo in questa direzione, richiedendo finalmente venga sbloccata la produzione di energia eolica offshore, proprio perché da questa ci sarà nei prossimi non 50 anni, 40 anni come in previsione è il nucleare, ma nei prossimi 5 o 10 anni risultati sicuramente inaspettati. Grazie Cristina Guarda, consigliera regionale, chiedo scusa per Europa Verde, siamo in chiusura, grazie per essere stata con noi e grazie anche a Giuseppe Pan, consigliere regionale per la Lega, grazie anche a lei. Grazie. Non so se devo replicare, ma io penso che il nostro segretario Matteo Salvini ha posto il tema del nucleare perché non possiamo lasciare aver paura delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi che stanno sperimentando gli altri stati. È giusto che l'Italia faccia anche qui la sua parte. Noi abbiamo una grande tradizione sul nucleare a livello universitario e scientifico. Se gli altri hanno le centrali nucleari è perché Fermi e qualcun altro le aveva all'epoca inventate. Grazie anche a Giuseppe Pan, consigliere regionale per la Lega. Grazie ovviamente a tutti i nostri telespettatori per essere stati con noi. L'invito è quello di rimanere in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.